nuovo messaggio vocale dell'imprenditore Rodigino in Messico che chiede aiuto alla sorella raccontando di essere in pericolo. Nelle immagini anche l'assalto di un comando alla sua abitazione mobilitata, la Farnesina. Scandalo Bustarelli all'ospedale di Padova, il governatore Zaia dà il via libera all'avvocatura regionale per presentare l'esposto denunce in procura, avviate anche le ispezioni nei nosocomi. Prof indagato per atti sessuali con minorenni, ci sarebbero nuove accuse da altre studentesse legali dell'uomo, non ci sono denunce, la preside della scuola e il docente si è dimesso, noi parte lesa. Il 25enne arrestato per aver minacciato una donna di sfregiare il figlio con l'acido è stato posto ai domiciliari a poca distanza dall'abitazione del suo bersaglio. 2 anni fa l'omicidio di Isabella Noventa, oggi la madre della vittima rivolge un appello a Freddy Sorgato, ci dica dov'è il corpo di mia figlia. Incredibile intervento all'ospedale di Portogruaro, asportati 2 reni ad un 65enne che ne aveva 4 a causa di una patologia tumorale. Una vera e propria rivoluzione nel trasporto pubblico veneto, grazie ad un'app sarà possibile gestire i vari mezzi ma soprattutto viaggi e spostamenti. Buonasera, ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna 3 Nord-Est. Dunque in apertura una notizia giunta da poco in redazione, una donna di 57 anni di Rosà è morta di meningite, oggi all'ospedale di Bassano disposta la profilassi non solo per i familiari ma anche per i 29 operatori sanitari del nosocomio entrati in contatto con lei. Sentiamo. Si è spenta appena 10 ore dopo il suo arrivo in ospedale, stroncata da una meningite fulminante. Graziella Guarise, rosatese di 57 anni, è morta oggi alle 12:30 nel reparto di rianimazione del San Bassiano. I sanitari hanno provato in ogni modo a salvarle la vita, ma per lei non c'è stato nulla da fare. L'infezione da meningococco l'ha strappata alla sua famiglia in appena 24 ore. La donna è entrata in pronto soccorso all'1:10 di stanotte con febbre molto alta. I primi sintomi si erano presentati ieri mattina. Viste le sue condizioni è stata immediatamente sottoposta ad accertamenti, TAC, radiografie, esami del sangue, quindi ne è stato disposto il ricovero in rianimazione. Il quadro clinico della 57enne è andato peggiorando di ora in ora finché a 12:30 si è spenta lasciando nel dolore la sua famiglia. Graziella Guarisa era molto conosciuta in paese anche perché le figlie gestiscono un bar. In una nota la direzione dell'US7 fa sapere che, come da prassi in questi casi, è stato allertato il servizio di igiene pubblica per la profilassi dei familiari e dei contatti più stretti della donna. In ospedale poi la direzione medica ha disposto la profilassi anche per 29 operatori sanitari con i quali Graziella è entrata in contatto. E continuiamo con la cronaca, oggi nuovo messaggio vocale dell'imprenditore Rodigino in Messico che chiede aiuto alla sorella veneziana raccontando di essere in pericolo di vita. Nelle immagini inviate in questi giorni si vedrebbe l'assalto di un comando alla sua abitazione. Vediamo. L'unica certezza per adesso è che è ancora vivo, nascosto chissà dove. Un nuovo messaggio vocale dal Messico arrivato oggi da Alessandro Bozzato alla sorella Erika, a Cavarzere. Vivo sì, ma la intricata situazione da incubo non sembra essere cambiata dagli ultimi messaggi arrivati nei giorni scorsi. Parole rivissute dall'avvocato Sofia Tiengo, legale della sorella Erika. Sì, io sono qui, sono solo, sono stato abbandonato anche da quella che era la famiglia che avevo qui. Mi devi aiutare, aiutami. La voce è appunto spessata e racconta di una situazione che lo vede nascosto. Lui ritiene insomma che in Messico lo ammazzeranno. Messaggi vocali sul cellulare arrivati a partire dal 10 gennaio e corredati da video mandati dal fratello Alessandro, 52enne imprenditore rodigino che vive e lavora in Messico da 20 anni. Ore drammatiche per la famiglia Bozzato, non solo la sorella ma anche papà e mamma dell'uomo che Farnesina e ambasciata italiana a Città del Messico stanno cercando per aiutarlo. Bozzato è un imprenditore nel settore farmaceutico e dei macchinari sanitari, ma con affari anche nell'edilizia. 2 o 3 volte all'anno scende in Italia per salutare i familiari. L'ultima visita a giugno, poi non ci sono stati più contatti diretti. Qualcosa sarebbe successo proprio in quei mesi. Nei messaggi sconnessi mandati in questi giorni, Bozzato racconta di essersi messo in affari con un socio rivelatosi un delinquente che gli ha estorto denaro minacciandolo. L'odissea sarebbe nata qui, diventando un incubo, perché proprio quel socio, racconta Bozzato, è morto poco dopo e ora gli amici poco raccomandabili del defunto avrebbero dato la colpa a lui. Dai messaggi non è
facile ricostruire una storia, perché la cosa che emerge sopra le altre è la paura. E la mancanza di fiducia che Alessandro lamenta a 360 gradi. Da quel momento sarebbe iniziata una fuga di mesi vissuta nel terrore e a testimonianza di questo Bozzato ha mandato un video con le immagini delle telecamere interne alla sua abitazione. Vedrebbero un'incursione di soggetti con armi e si vede anche chiaramente che questi soggetti a un certo punto si avvedono della telecamera e la rompono con il calcio del fucile o del mitra, quello che è, insomma, però proprio rompono la telecamera. Il 52enne sarebbe scappato per un soffio all'agguato e da quel momento sarebbe come un fantasma, nascosto da qualche parte, senza documenti o soldi, vivendo la giornata, e che ora chiede aiuto alla sorella per tornare in Italia. Messaggi e video sono stati acquisiti dai carabinieri e girati alla Farnesina, che si sta occupando senza sosta del caso. Una vicenda ovviamente di cui vi forniremo ulteriori notizie nel corso dei nostri telegiornali. Il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha firmato oggi un decreto con il quale viene formalizzata l'autorizzazione all'Avvocatura regionale a presentare un esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Padova sugli episodi di presunte bustarelle. L'esposto denuncia ipotizza che i comportamenti messi in atto dai due sanitari coinvolti integrino anche in vario modo un danno patrimoniale, dato che le due azioni hanno in comune l'esercizio di un'attività privata da parte di medici operanti nel settore pubblico. Abbiamo presentato denuncia, l'ispezione e ovviamente chiarezza fino in fondo e tolleranza zero. Verifiche severe e rigorose, questa è la richiesta fatta dal governatore del Veneto Luca Zaia al team di ispettori incaricati per eseguire un'indagine amministrativa interna sullo scandalo che ha travolto due medici padovani dell'azienda ospedaliera. Il mandato è stato assegnato al servizio ispettivo dell'azienda sanitaria Zero. Gli ispettori regionali saranno un dirigente medico, un dirigente esperto in organizzazione e gestione delle liste d'attesa, un esperto amministrativo di contrattualistica del lavoro. La preoccupazione è proprio il fatto che la sanità del Veneto è una sanità molto importante, una sanità che ha sicuramente dei primati che tutti ci riconoscono, ha oltre, tra diretti e indiretti, oltre 90.000 persone ci lavorano, 68 ospedali, 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno e 2 milioni di accesso a pronto soccorso. Allora, se c'è una mela marcia, ripeto, se c'è una mela marcia è giusto fare pulizia anche nell'interesse sicuramente del cittadino, del paziente e non ultimo di tutti quei lavoratori che si comportano onestamente nel mondo della sanità. Intanto i due medici sono ancora regolarmente in servizio nella clinica ostetrica ginecologica dell'azienda ospedaliera, ma possono continuare a svolgere la loro attività solo nell'ambito istituzionale e non più a pagamento all'interno dell'ospedale. Questo quanto deciso dal direttore generale Luciano Flora, che ha deciso lo stop dell'attività privata per il ginecologo Pietro Litta e la dottoressa Alessandra Andriani, responsabile del centro di procreazione medicalmente assistita. In queste ore i due medici dovrebbero aver consegnato una relazione scritta, ma i fatti rimangono gravi e Zaia ha chiesto che le verifiche che partiranno da Padova interessino poi tutte le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate del Veneto. Ed oggi all'Università di Padova per parlare di trasparenza come antidoto alla corruzione è arrivato il presidente dell'ANAC, Raffaele Cantone, che ha commentato la vicenda dei due medici padovani travolti dallo scandalo. Ci sono delle prassi, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei servizi attraverso il sistema del Nero, che sono preoccupanti e sui quali si può e si deve intervenire. L'altro, per fortuna, credo che sia meno una prassi, quello di chiedere, diciamo, una tangente per scavallare le liste d'attesa. Era stato il primo, ascoltando le parole del medico padovano registrate dalle telecamere nascoste, a definire concussione la richiesta di 2.000 euro per saltare le liste d'attesa. Il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione arriva a Padova all'indomani dello scandalo bustarelle in corsia e pagamenti in nero che ha travolto due medici padovani dell'azienda ospedaliera, rispettivamente il ginecologo Pietro Litta e la dottoressa Alessandra Andriani, responsabili del centro di procreazione assistita. Se il nero purtroppo sembra essere un fenomeno diffuso in ambito sanitario, episodi come quello che riguardano il luminare della ginecologia Pietro Litta sembrano essere più isolati per Cantone, tuttavia devono essere perseguiti ed evitati soprattutto in una regione virtuosa come il Veneto. Sono temi su cui una regione in cui funziona bene la sanità, perché va detto con chiarezza senza fare, diciamo, attività tartufesche, funziona bene la sanità, ha l'obbligo
di prendere in considerazione queste idee, perché poi sono un neo rispetto a un sistema invece che può essere considerato un modello per molti aspetti. Cantone, ospite dell'Università di Padova, è intervenuto in un convegno organizzato dagli Atenei Veneti sulla trasparenza e legalità negli appalti. Con lui il rettore del Bo, Rosario Rizzuto, che proprio ieri ha avviato un'indagine disciplinare nei confronti dei 2 medici. Ma se dovessero essere confermati sono intollerabili perché incompatibili con i valori di questa università. Oltretutto, come discutevamo all'inizio, rischia di danneggiare l'immagine di centinaia di colleghi che lavorano con grande bravura e comportamento inattaccabile. Ed ora il caso dell'insegnante di un istituto superiore trevigiano sotto inchiesta per atti sessuali con una studentessa. Ora lo accusano anche altre ragazze. Il docente si è dimesso, i suoi difensori ci dicono certi che la vicenda si sgonfierà. Non solo la sedicenne dalla cui denuncia è scoppiato il caso, anche altre allieve confermano le accuse nei confronti del professore cinquantenne dell'Istituto Duca degli Abruzzi di Treviso, sotto indagine da ottobre per atti sessuali con minorenne. Riceveva messaggini osé e foto erotiche trovati la scorsa estate dai genitori della ragazzina nel suo smartphone, un rapporto ben al di là di quello tra insegnante e allieva che il cinquantenne avrebbe intrattenuto anche con altre ragazze convocate in questura in questi mesi e ascoltate dagli investigatori. Non è escluso che dietro ci fosse anche la promessa di buoni voti. Con una studentessa in particolare, una diciottenne, lo scambio si sarebbe spinto anche oltre. Il professore, che all'inizio dell'indagine aveva chiesto l'aspettativa, si è dimesso a fine anno. I suoi difensori stanno valutando l'ipotesi di patteggiare e a questo scopo alla famiglia da cui è partita la denuncia è stato corrisposto un risarcimento significativo. Patteggiamento che non costituirebbe un'ammissione, sottolineano gli avvocati dell'insegnante Alfonso Di Staso e Federico Vianelli, secondo i quali nuove formali denunce non ce ne sarebbero. Non sappiamo che cosa abbiano fatto queste ragazze né chi siano queste ragazze eventuali. Di sicuro non ci risulta nessuna denuncia al di fuori di quello oggetto del procedimento penale in corso. Caso destinato a sgonfiarsi per gli avvocati. Anche le verifiche sul cellulare dell'insegnante inizialmente posto sotto sequestro non avrebbero fatto emergere nulla di rilevante. E il sequestro è stato annullato dal Tribunale del riesame. Un colpo a segno della difesa, ma soprattutto una conferma dell'insussistenza dell'ipotesi accusatoria. Così come il Tribunale della Libertà di Venezia ha rigettato l'appello della Procura riguardo alla sospensione dalla professione del cinquantenne. Quindi 2-0 palla al centro. Con ciò non vuol dire che dobbiamo essere a tutti i costi adagiarci sugli allori, ma tutto questo ritorno mediatico non lo si spiega. Un caso che fa comunque discutere, che sta rimbalzando su tutti i media nazionali e che ha lasciato un forte strascico nell'Istituto Trevigiano Duca degli Abruzzi, ormai ex scuola del docente. Sentiamo le parole della preside. La nostra scuola ha la piena fiducia giustamente in quello che è il lavoro della magistratura, ma soprattutto di fronte a questa vicenda si sente essa per prima parte lesa. Così la preside del liceo Duca degli Abruzzi commenta le ultime notizie sulla vicenda che ha coinvolto e sconvolto la scuola stessa. Un caso che continua a far discutere e che si lascia alle spalle un'amarezza profonda. L'insegnante, accusato di molestie dalla famiglia di una sua studentessa minorenne, da diversi mesi non va più a scuola. L'insegnante di cui si sta parlando, per una sua scelta personale, è dal mese di ottobre che non fa più parte della nostra scuola e che ha deciso, non appena ci sarà la possibilità con il nuovo anno scolastico, di interrompere la sua esperienza come docente. Ma dalle aule scolastiche presto questa vicenda passerà nelle aule del Tribunale. Abbiamo piena fiducia, ribadisce la preside, nella magistratura. Agli studenti un messaggio importante: il loro, dice, è un lavoro, una professione. Certo, in questa professione molti sono gli aspetti piacevoli, l'incontro con i compagni, avere insegnanti stimolanti, avere delle belle lezioni, la possibilità di tanti progetti, ma anche la vita dello studente è fatta di serietà, di sacrificio, di molta attenzione.
Giuseppe Longobardi, 25enne residente a Ponso nel Padovano, arrestato dai carabinieri della compagnia di Este per estorsione nei confronti di una donna della quale aveva minacciato il figlio di lesioni con l'acido, è stato posto agli arresti domiciliari dal GIP di Rovigo competente per territorio. Longobardi sconterà quindi gli arresti a pochi chilometri in linea d'aria dalla sua vittima. Questo comunque non metterà in pericolo la donna in quanto non gli è consentito in alcun modo di uscire di casa. Il 25enne era stato arrestato venerdì scorso dai carabinieri dopo aver lasciato 2 biglietti minacciosi nella cassetta postale di una donna vedova e con un figlio adolescente, nei quali le intimava di consegnargli 5.000 euro in contanti, altrimenti avrebbe cambiato con l'acido la faccia del figlio tredicenne. La donna, spaventata, si era rivolta ai carabinieri che hanno organizzato una trappola per arrestare il malvivente, lasciando una busta voluminosa nel luogo pattuito per la consegna, aspettando che qualcuno passasse a ritirarla. 2 anni fa l'omicidio di Isabella, 90. La madre, Ofelia Rampazzo, rivolge un appello a Freddy Sorgato: dica dov'è il corpo di mia figlia. Non so neanche dire cosa ci avevo passato quando mi avevo vista venire a casa. Sono trascorsi 2 anni esatti da quella sera in cui sua figlia Isabella, 90, non è più tornata a casa. Per il suo assassinio sono stati condannati a 30 anni di carcere l'ex fidanzato Freddy Sorgato e sua sorella Deborah. Manuela Cacco, ex amante di Freddy, è stata condannata a 16 anni e 10 mesi, ma il corpo di Isabella non è mai stato trovato ed è un dolore ulteriore per Ofelia Rampazzo, una mamma che rivolge un appello all'uomo condannato per l'omicidio della figlia. Mi è sempre speranza, ma come si può vederla? Dimmi dove mi ha portato. Se mi ascoltasse che l'assassina è anche sua sorella e anche quest'altra, perché tutti 3 assassini che ha messo in cosa tutto quanto per occupare mio figlio. Per cosa che mi ha occupato mio figlio e che mi dicono che mi ha messa, che l'assassina. Perché cose che mi fanno finché gli chiapparia il collo, finché che parla. Ofelia ha 85 anni e da 2 vive con un dolore enorme. Non riesce ancora a credere che la figlia non ci sia più. L'appartamento di Isabella, al piano di sotto di una palazzina a 2 piani di Albignasego, è rimasto come quel giorno, come se Isabella dovesse tornare a casa. A volte, dice Ofelia, mi viene da pensare che tra poco la vedrò rientrare da quella porta. Allora, devo mi arrabbio con il Signore perché delle robe bianche da dire, perché cosa ha fatto del male mio figlio? Cosa? Mi faceva tutto, baretta, tutto. E mi va sempre mamma così, quando sei fuori, mamma qua. E adesso arrivo, guarda, non sta a fare questo perché dopo arrivo un figlio. Ma devo andare notte a sera perché mi è letto con mia e mi portava il sughetto e frutta e dopo si alzava, mamma ha avuto così. Ci spostiamo ora nel Veneziano, grandi progetti per la rivitalizzazione di Porto Marghera, tra cui un'importante candidatura. Li ha annunciati questa mattina il sindaco Brugnaro. Scopriamo di che cosa si tratta in questo servizio. È un investimento di un'azienda privata che farà un deposito di gas specifico per un gas più ecologico per i camion, per i mezzi pesanti e anche per le navi da crociera. È un investimento che consentirà di avere posti di lavoro, un ulteriore recupero di un'area degradata di Mestre, di Marghera. Grandi progetti per la rivitalizzazione di Porto Marghera annunciati dal primo cittadino, che però non vuole ancora svelare troppi dettagli in quello che sarà l'investimento di un'azienda privata. Non solo, con Regione e l'Università di Padova sarà lanciata una candidatura importante. Noi ci candideremo a ospitare un centro di ricerca di fusione nucleare. Adesso c'è la fissione, che ovviamente in Italia abbiamo deciso di non fare, c'è un progetto mondiale assieme ad altri stati che segue la Comunità Europea e l'Italia dovrà decidere in quale luogo mettere questo centro di ricerca. Parliamo di un investimento di 500 milioni di euro
e verrà gestito direttamente dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Padova. Un progetto ambizioso che secondo il sindaco ha tutte le potenzialità per essere realizzato, a partire dall'area che potrebbe essere una di quelle cedute al comune nell'ambito dell'accordo con Eni all'interno del petrolchimico. Sono diversi lotti, lì stiamo identificando il migliore, sarà probabilmente dentro la zona del petrolchimico che è già anche abbastanza ben difesa, si farebbe fatica a mettere un'azienda privata che ha i contatti con i fornitori. È l'energia pulita, il giorno che la dimostriamo è da Nobel questa cosa, però che Venezia sia una delle parti di questo progetto mondiale sarebbe per noi un grande onore, insomma, ed è l'idea che vogliamo recuperare l'industria e l'idea della manifattura, del lavoro a Porto Marghera, quello che non si è mai voluto fare. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Studio con l'edizione regionale dei notiziari di Antenna 3, siamo alla politica, quello del centrodestra più che un programma elettorale sembra un menù. Critico Enrico Zanetti, ospite ieri sera di Ferdinando Avarino al Ring, sentiamo che cosa ha detto. Ormai purtroppo tutti i movimenti politici, tutte le coalizioni onestamente, confondono i programmi con i menù. I programmi è ciò che farai, il menù invece è una cosa ampia di cui poi scegli alcune cose. E ormai si fanno i menù, non si fanno i programmi e questo è sbagliato. Sbagliato confondere il programma con il menù, dunque, parola di Enrico Zanetti, ospite ieri sera a Ring. L'esponente di Noi con l'Italia, la cosiddetta quarta gamba del centrodestra, mette in guardia gli elettori, ma il suo è soprattutto un avvertimento agli alleati, con i quali i rapporti sono per così dire a geometrie variabili. Dal menù non si può scegliere tutto, la flat tax proposta da Berlusconi è ottima, la cancellazione della legge Fornero, tanto cara a Salvini, sarebbe però una seconda portata decisamente indigesta. Tutte queste cose insieme non è possibile realizzarle. La flat tax al 23%, con no tax area a 12.000 euro e con le deduzioni legate ai figli. Che garantirebbero le progressività, giusto? Che vuole la Costituzione. Assolutamente, ecco. garantirebbe la progressività, quella è realizzabile. Questa cosa diventa oggettivamente impossibile se ci abbini anche i 20 miliardi circa che servono nei primi anni per azzerare la Fornero. Bisognerà scegliere. Dall'altra parte il PD di Matteo Renzi, che sarebbe pronto a cedere il passo a Gentiloni come candidato premier. Siccome lo sosteniamo da più settimane, può essere un cambio? Ma io credo di sì, nel senso che Gentiloni, come dire, è quella forza tranquilla, per dirla come l'ha detta lui. Secondo lei sta per maturare l'annuncio Renzi, cioè potrebbe dire a un certo punto guardate che non sarò io ma è Gentiloni? Io penso che accadrà. Con gli immigrati razza bianca a rischio, la frase pronunciata dal candidato leghista della regione Lombardia Attilio Fontana fa discutere l'opinione pubblica, critici i padovani. Sulla frase shock che ha detto uno dei candidati al governatore della Lombardia Fontana sul fatto che gli immigrati contaminano la razza bianca, cosa ne pensa di questo linguaggio così forte? Parte del linguaggio è sbagliato, comunque dovrebbe andare a fondo il problema. Qual è il problema? Che noi non facciamo più figli le nostre donne, se non ci sono più figli dovranno venire dalle altre parti dove i figli ne fanno di più, che piaccia a Fontana o a non Fontana, questo è il vero problema. È assolutamente da rifiutare un'opinione del genere e anche contro i tempi di oggi che dobbiamo imparare a globalizzare. Ancora una volta ha sbagliato e poteva tacere, che nella nostra Costituzione si dice che non esiste differenza fra le razze, ma questa fa parte di un lessico molto datato, le razze non esistono e il suo è stato proprio non uno scivolone, però è voluto per ottenere il consenso che spero gli manchi. È semplicemente una frase del tutto inopportuna. Anche se ci sarebbero dei motivi per essere un po' radicali, vista l'invasione che abbiamo, per una frase del genere non si dice. Per parlare di razza
ti rievoca ricordi che non sono certo piacevoli. Non è una frase che dovrebbe essere utilizzata nella nostra società, soprattutto nel tempo di adesso. Non è che sia un linguaggio che gli è venuto spontaneo, penso che la gran parte dei lombardi la pensi così. È una vergogna, sì, però è così. Non approvo assolutamente, però non è il modo di esprimersi, non è il modo. Consigliere comunale di Veggiano nel mirino per apologia di fascismo dopo alcuni post su Facebook. La polizia monitora i social. Post sui social network con la foto del Duce e così il consigliere comunale di minoranza di Veggiano è finito nel mirino della prefettura. Michele Sartori è stato accusato da più parti di apologia del fascismo. Lo stesso sindaco, Simone Mazzari, aveva chiesto provvedimenti. L'attività del consigliere comunale viene costantemente monitorata dalle forze dell'ordine. Le sue simpatie politiche sono note, ma non costituiscono di per sé reato. Qualora si ravvisasse apologia di fascismo, sarà in primis l'autorità giudiziaria a esprimersi e poi, casomai, può intervenire un provvedimento amministrativo di mia competenza, ha spiegato il prefetto Franceschelli. Il consigliere comunale già da tempo è al centro di una bufera politica perché votava facendo il saluto romano e perché partecipa a manifestazioni di Forza Nuova. A un uomo di 65 anni che un decennio fa gli era stato sottoposto al trapianto di entrambi i reni in quanto i suoi stavano progressivamente smettendo di funzionare, sono stati asportati 2 dei 4 organi che possedeva a causa di una patologia tumorale. L'intervento è avvenuto presso il reparto di urologia dell'ospedale di Portogruaro. Il protocollo medico prevede in questi casi che il trapianto avvenga senza la rimozione dei reni precedente a causa dell'elevato pericolo per il paziente, pertanto il 65enne si era ritrovato con 4 organi. Nel tempo però, spiega Michele Amenta, direttore dell'urologia dell'ULS 4, i 2 reni non più funzionanti si sono ammalati di tumore fino ad arrivare a pesare 1,7 kg ciascuno. Dopo 5 ore di sala operatoria li abbiamo rimossi entrambi con tecnica laparoscopica che ha permesso al paziente un recupero decisamente più veloce rispetto alla tecnica chirurgica tradizionale. Una vera e propria rivoluzione nel trasporto pubblico locale grazie ad una app presentata oggi a Ca' Farsetti. Sarà possibile gestire i vari mezzi ma soprattutto viaggi e spostamenti. Vediamo. Rivoluzione nel trasporto pubblico locale, che parte proprio dal Veneto. Basterà scaricare una semplice app per avere a portata di smartphone tutti i mezzi e pianificare i propri viaggi. Da A a B, da un punto A a un punto B di qualsiasi parte del Veneto ma dal mondo, puoi andare ad attivare un unico biglietto su qualsiasi mezzo di trasporto, la gomma, la navigazione e per alcuni tratti quello ferroviario. Auspichiamo che con la Regione Veneto di mettere assieme questa applicazione per arrivare anche al trasporto ferroviario completo e quindi avremo il biglietto unico. Da oggi comunque si parte, il Veneto è il primo ad avere un'applicazione così modulare che può viaggiare su tutti quanti i mezzi di trasporto. Dopo anni di sperimentazione, la app presentata a Ca' Farsetti alla presenza del sindaco, dell'assessore regionale ai trasporti e delle varie parti coinvolte, raggrupperà le aziende di trasporto locale per l'emissione unificata dei biglietti di viaggio. L'obiettivo nostro è quello di arrivare al biglietto unico e quindi ad arrivare non solo ad una tariffa unica per tutta la regione che sia uguale tra ferro e gomma e con tutte le dovute considerazioni per l'acqua, ma arrivare anche ad una integrazione intermodalità dove ci si può muovere all'interno di tutta la regione utilizzando un mezzo pubblico, poi che sia di un tipo o dell'altro non importa. L'app è scaricabile gratuitamente, è multilingue, quindi funziona in ogni parte del mondo. È di facilissimo utilizzo, basta impostare il punto di partenza, la via di partenza di quella città a un'altra via di partenza e avrai tutta quanta la tratta di percorrenza con i tempi di snodo tra un mezzo e un altro senza dover pensare a quale mezzo prendere, con quali orari. Hai tutto quanto, hai anche le piccole tratte a cammino se da un punto a un altro punto dove c'è la fermata di un autobus anziché quella del vaporetto di Venezia. Hai quanti minuti, poi devi percorrere a piedi per andare a prendere quel mezzo lì e hai tutti quanti gli orari.
Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, si parlerà di razza bianca e delle polemiche politiche, lo faremo con Riccardo Barbisani e Stefano Fracasso. Questa era proprio l'ultima notizia, io vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Bel tempo sulle nostre regioni, sarà una giornata all'insegna del sole pressoché ovunque, salvo per qualche addensamento, ma sarà del tutto innocuo. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto bella giornata all'insegna del tempo asciutto, sarà ampiamente soleggiato ovunque con cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche foschia o nebbia mattutina tra Trevigiano e Veneziano. Diamo ora uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori minimi tra 1 e 3 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Torna ad essere asciutto e stabile il tempo su tutti i settori della nostra regione. Ampio soleggiamento con cielo poco o parzialmente nuvoloso e con locali e innocui addensamenti e con qualche foschia, specie su Udinese e Goriziano. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, minime tra 2 e 5 gradi circa. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo anche sulla nostra regione dove sarà ampiamente soleggiato con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Tuttavia prevediamo qualche addensamento e locali nevicate anche a bassa quota sui settori di confine. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 10 gradi, minime tra 1 e 2 gradi. Il mare sarà poco mosso sulle coste e mosso al largo, i venti moderati occidentali sulle zone costiere e forti al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci! Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.